Ecco, io adesso cederei la parola ad Antonio Piva di AICA, modifichiamo un attimo l'ordine dei relatori perché il dottor Piva ha l'esigenza poi dopo di salutarci per problemi suoi personali. Prego. Grazie, buon pomeriggio, ringrazio gli organizzatori, tutti anche i convenuti per questo bellissimo convegno, per i temi molto interessanti e parleremo di diverse cose, quindi spero di essere breve. Vi presento innanzitutto AICA. AICA è nata una cinquantina d'anni fa, lo scopo di AICA è quello di divulgare sostanzialmente le competenze informatiche, ha una vita associativa molto intensa, gestisce il discorso delle Olimpiadi dell'informatica in Italia e ha una rivista, la rivista Mondo Digitale, che è una rivista molto importante, tant'è che se voi andate nello Scope Database, praticamente il database su internet che ha più accessi per quanto riguarda il discorso scientifico, è l'unica rivista italiana che compare nell'indice di questa rivista internazionale. Ha diversi progetti anche in collaborazione col Ministero, con l'Ufficio Scolastico Regionale, con Confindustria, eccetera, ma per questione di tempo non riesco a parlare tutti. Per quanto riguarda le certificazioni europee, posso dirvi che sono nate dal 96, si è costituito il CEPIS, che è il Consiglio dei Professionisti Informatici d'Europa. Per l'Italia il CEPIS è stato rappresentato da AICA e anche dall'Associazione Laureati in Informatica, che all'epoca hanno costituito questa, e poi erano quelli francesi, quelli tedeschi, quelli inglesi, i referenti, diciamo, dell'informatica di ogni singolo Stato. Da lì sono nate le certificazioni, inizialmente è nata l'ECDL, la patente europea del computer, grazie anche a un finanziamento della Commissione europea, e si parla quindi intorno ai 98-99 più o meno, è costituita da questi 7 moduli, poi man mano nel tempo sono nate altre certificazioni, oggi ne parleremo, tipo il CAD, tipo l'ECDL Health per la sanità, tipo il GIS, quindi sistemi informativi territoriali, adesso multimedia, le cito solamente così perché le sappiamo, perché tanto poi ci saranno gli interventi. La cosa simpatica è che dal 2000 in Italia, quando ho cominciato già nel 99 a certificare, ad oggi abbiamo in Italia già 2 milioni di persone che hanno già acquisito la patente europea del computer, quindi sono delle persone che conoscono bene l'uso dell'informatica. Attualmente io da informatico, da vicepresidente nazionale dell'Associazione Laureati in Informatica, ne sono fiero perché attualmente questa cosa che era solo europea qualche anno fa è stata presa a livello internazionale, cioè esiste la ICDL, quindi patente internazionale per il computer, che è stata presa come standard di riferimento da 150 stati nel mondo, quindi anche dall'India, dalla Cina, dal Sud America, dall'Africa, eccetera, dal Canada e compagnia. Pensate che sia un esame ogni 4 secondi, mentre io vi sto parlando, quindi c'è qualcuno al mondo che prende un esame dell'ICDL. Visto che siamo tutti professionisti, parlando di mercato, il mercato lo scorso anno delle certificazioni in informatica dell'ICDL ha fatto un più 62%. Più 62%, cioè noi se il mercato dell'auto ci fa l'1 più 1% o più 0,5% facciamo i salti di gioia, visto che siamo in crisi. Che cosa vuol dire che questo mercato aumenta? Vuol dire in sostanza che tante persone prendono queste certificazioni, in particolare quelli nei paesi anche extra Unione Europea. Ed è una cosa da tenere presente soprattutto per questi ragazzi, perché sempre più, pensate che in Egitto ci sono 1 milione di persone che hanno già la patente europea del computer, la Serbia, per dirvene un'altra, ha certificato tutti gli insegnanti, tutti i responsabili dei comuni, eccetera, perché hanno chiesto di entrare in Unione Europea e noi cosa gli abbiamo detto? Momento, con la calma, intanto ti metti a posto con i nostri standard, standard anche, standard per questo, standard per quello, standard per quell'altro, per l'informatica devi seguire questi standard per la formazione soprattutto dei ragazzi, eccetera, e loro sono andati da fare, hanno preso anche il premio come nazione più evoluta. Quindi noi pensiamo, diciamo, di essere gli unici titolari in Italia di certe cose, ma in realtà si stanno molto muovendo, e difatti i ragazzi, quando parlo con i ragazzi ultimamente dico, prima dicevo prendete le certificazioni informatiche, le CDL, Malcat, ma anche altre, perché così avete qualcosa in più da mettere nel curriculum. Oggi sono costretto a dire, ragazzi, prendetele perché altrimenti avete qualcosa in meno, ma non rispetto al tedesco e al francese, ovviamente anche rispetto a quelli, ma rispetto all'indiano, alla globalizzazione, quindi insomma
mi capite bene. Tra l'altro, così per citare anche due dati, noi per quanto riguarda le competenze dell'uso del computer, dai dati Eurostat, siamo fra gli ultimi, siamo pari a Cipro e Grecia, fra i 27 paesi europei. Tant'è che le ultime statistiche ci dicono che fra le persone che hanno dai 14 ai 65-70 anni hanno fatto questa ricerca, siamo 20 punti più indietro nella capacità di usare un foglio elettronico piuttosto che la navigazione, piuttosto che rispetto ai paesi più evoluti che sono quelli del nord Europa. Uno dice vabbè dai, in questa statistica ci sono gli anziani, noi anziani. No, ma se andiamo a vedere la statistica presa per i giovani, quindi dai 14 ai 24 mi sembra, siamo indietro rispetto alla media europea più o meno di 10 punti, anzi di 8 punti rispetto alla media europea e una quindicina di punti o 20 se non ricordo bene rispetto all'Inghilterra, quindi i paesi più evoluti. Quindi anche i nostri ragazzi giovani sono indietro rispetto all'uso e le competenze per l'uso del computer, quindi un dato importante. Un altro dato che voglio dare da informatico o da docente universitario a informatica se preferite, è che in Europa la media delle persone che scelgono di iscriversi all'università a informatica, fatto 100 sono 3,6 mi sembra, o 3,5, quindi 3,5% dei ragazzi come media scelgono informatica. Da noi in Italia l'1,3% dei ragazzi che iscrivono all'università scelgono informatica. Ed è chiaro che attraverso l'informatica, oggi siamo nel mondo della comunicazione, dell'informatica, dei processi aziendali pubblici, privati, integrati, eccetera, eccetera, che avere degli esperti di informatica da un lato, dall'altro avere delle persone molto brave nell'uso del computer è un valore per il nostro sistema paese, diciamo, per essere più time to market, per essere più svelti. Non ve la faccio lunga perché altrimenti dico troppo tempo. Il valore delle competenze informatiche dell'uso del computer è anche stimato economicamente. Hanno fatto prima delle ricerche in Norvegia, nei paesi nordici, poi le hanno fatte sostanzialmente anche in America, tramite carte in hanno scoperto che il costo dell'ignoranza informatica, cioè il non conoscere bene l'uso del computer, significa avere un costo di circa 2.500 euro a persona che lavora. Perché? Perché se uno invece quando è lì usa l'Excel per esempio, si incastra, cosa fa? Chiama il supporto tecnico, arriva l'informatico, intanto questo sta fermo, oppure non so, non trovo la mail, non trovo l'allegato, oppure la stampante si è bloccata. Tutti questi tempi morti e i tecnici si dicono scusa ma questo non è un problema di grande scienza informatica, è un problema di competenze nell'uso del computer. L'utente poteva tranquillamente da solo arrivare a risolvere questo piccolo problemino utilizzando le competenze. Tutto questo discorso questo lo salto per motivi di tempo, ha dei costi. Per esempio in Italia si potrebbero risparmiare 2 miliardi di euro all'anno nel settore sanitario, cioè se tutti i medici, infermieri, amministrativi fossero formati con la patente europea del computer. Cito solo un dato: un medico di base ci costa mediamente in termini di improduttività circa 6.000 euro all'anno in più, un medico ospedaliero circa 5.000 euro in più, un infermiere circa 1.300 euro in più per il corso di ignoranza informatica. La Confindustria ha fatto anche diverse ricerche e nel libricino che c'era lì da qualche parte, c'è fuori, questo l'ho letto, hanno fatto una sperimentazione all'ospedale di Manchester dove hanno certificato tutte le persone che l'ospedale di Manchester non è un ospedale piccolino, voglio dire. E alla fine di questa formazione del personale e certificazione la produttività di questo sistema, del sistema ospedale, è aumentata dell'8%, non del 2%, dell'8%, ecco, per citare una cosa. Oppure negli enti locali, l'ultima ricerca che abbiamo, qui vi salto, l'ultima ricerca che abbiamo fatto, perché in Italia abbiamo fatto diverse ricerche con la Snabocconi sul corso di ignoranza informatica, nella sanità, piuttosto che nella distribuzione, piuttosto che nelle banche, anche settoriale. L'ultima è quella degli enti locali, cioè quanto costa l'ignoranza informatica negli enti locali, vuol dire comune, provincia, regione, giusto per avere un'idea. Abbiamo qua il referente anche della provincia. La
ricerca si è svolta così, abbiamo misurato prima, no? Abbiamo visto quanti interventi tecnici chiedeva le persone, no? E quanto costavano questi interventi tecnici e soprattutto quali di questi interventi tecnici erano dovuti a scarsa competenza nell'uso del computer. Poi le persone sono state formate, abbiamo misurato dopo, nel lasso di un mese in più, quanti interventi tecnici chiedevano e qual era la loro produttività. Il risultato è stato questo. Per esempio, su 6, i nostri comuni chiedono mediamente 6,47 volte all'anno, ogni dipendente chiede circa 6,47 volte all'anno un intervento tecnico. Cioè, scusa come si fa questo, scusa se mi sei bloccato, eccetera. Di quei 6 interventi circa, ben 4 sono evitabili se una persona conosce bene l'uso dell'informatica. Qui tra l'altro questo calcolo non c'è il fatto che disturba il collega. Mi dice scusa ma come si... E questo è sulla produttività, diciamo, comunque alla fine il dato complessivo raccoglie anche quello. Tanto per capirci, questo lo dico visto che abbiamo anche i rappresentanti della pubblica amministrazione locale, abbiamo chiesto poi a questi dipendenti, ma sei stato contento di aver fatto un corso con le CDL per aver imparato delle cose nuove con l'informatica? Di solito, che anch'io lavoro anche un po' negli enti locali, il dipendente sempre si lamenta, no? Non mi danno l'aumento di stipendio, mi fanno fare questo, mi fanno tutte queste cose qua, no? Mi mandano a fare questo corso che non serviva a niente, no? Eccetera. E il 90 e passa per cento hanno dichiarato che loro, grazie a questo, hanno maggiore produttività, ma soprattutto creano documenti migliori, cioè qualità. Quindi c'è anche l'aspetto qualità e anche hanno detto per il 93,94% che vedono dichiarano della bontà dell'iniziativa dell'amministrazione comunale e provinciale per averli mandati a fare un corso sulle CDL e certificati. No? Quindi quasi tutti sono molto felici di questa iniziativa. Quelli sono i soldi risparmiabili, diciamo 4.000 euro circa per ogni dipendente, qual è il costo di ignoranza informatica all'interno degli enti locali. Per capirci, in Emilia-Romagna si potrebbero risparmiare circa 330 milioni all'anno, circa 175 sulla sanità e 150 più o meno milioni all'anno, se tutto il sistema dei dipendenti della pubblica amministrazione locale fosse formato su questa cosa. Per capirci circa 200 euro all'anno per ogni famiglia come costo. Qui vi ho lasciato il discorso della Confindustria che conosce queste cose e diverse aziende, soprattutto multinazionali, anche Volkswagen, Nokia, Ikea, BMW, ma anche Generali, Pirelli, hanno fatto queste sperimentazioni e hanno appurato che effettivamente hanno un risparmio. Quindi sempre più la certificazione, parlo delle CDL ma potrei parlare anche di altre, è a livello di colloquio di lavoro, a livello uno guarda il curriculum e vede, cioè mi sono diplomato A, va bene, mi sono laureato A, va bene, però a parte quello che cosa mi scrivi nel curriculum, no? Allora, se mi scrivi che ho la certificazione in inglese, conosco il tedesco, la certificazione sulle CDL, la certificazione sul CAD, allora ti chiamano a fare il colloquio, altrimenti di curriculum ce ne sono tanti, loro dicono ok, vabbè, prendiamo come sostanzialmente corsia preferenziale le persone che hanno dei curriculum. Quando va bene, perché quando va male a chi non ha la certificazione non può partecipare. Per esempio nella sanità del Veneto molto spesso mettono i bandi di concorso e cerco un diplomato in ragioneria, anzi più deve avere le CDL e solo con quello può partecipare al concorso pubblico. Anche qui mi sembra provincia di Forlì Cesena hanno fatto delle selezioni con le CDL. Salto queste cose perché probabilmente ne parlerà Giuliano Grillo sul discorso del conoscere bene l'informatica e dei problemi vi volevo parlare di altre certificazioni, un minuto della certificazione sulla privacy e sicurezza, cioè oltre queste certificazioni legate strettamente all'informatica abbiamo delle altre certificazioni, per esempio privacy e sicurezza. Questa è una certificazione nuova che ha circa un anno di vita. Sostanzialmente ha un syllabus, un programma dove uno deve imparare che cos'è la normativa della privacy, deve imparare che
cos'è la sicurezza delle informazioni, quali sono i ruoli e la responsabilità dell'amministratore del sistema all'interno dell'azienda, come si fa un'informativa, che cos'è un consenso, quando lo devo fare, quando non devo fare, qual è la videosorveglianza, quando e come posso videosorvegliare certe aree, eccetera, eccetera. Quali sono le sanzioni al datore di lavoro o al libero professionista o al dipendente che sono presenti nel codice della privacy? Mi viene in testa Rodotà, che è stato il garante della privacy, perché prima ero in macchina, sentivo Marini Rodotà, e sentivo questa cosa, non ho fatto il coro, quindi stiamo tranquilli, adesso fanno la seconda votazione. E quindi diciamo su questa cosa è un discorso secondo me molto interessante sia per i ragazzi, sia per i professionisti, sia per i referenti dei sistemi informativi all'interno di aziende, sia per dipendenti amministrativi negli enti locali, ed è una cosa molto molto interessante. Oltre a questo ci sono certificazioni più grandi tipo l'EUCIP, non so se l'EUCIP sostanzialmente finora abbiamo parlato delle competenze nell'uso dell'informatica, quindi non degli informatici. Okay. Ci sono poi delle certificazioni che vanno a certificare le competenze dei professionisti dell'informatica, cioè chi fa del proprio business l'informatica. E in questo caso c'è il discorso dell'EUCIP Core, che è una certificazione di base, dove in realtà la fascia iniziale è conoscere l'area di pianificazione, quindi come gestire i sistemi informativi aziendali, conoscere un po' di regole del gioco, anche le cose della privacy, piuttosto che la progettazione, come si progetta, come si controlla un progetto inerente, e poi altre due aree, l'area di realizzazione, quindi come si costruiscono i sistemi informativi, e l'area di esercizio, come si gestiscono i sistemi informativi, quindi un minimo di sicurezza delle reti, un minimo di gestione dei database, eccetera. Questa è la parte base, diciamo. Poi sopra la parte base ci sono vari profili, in particolare sono 21 profili elettivi, tipo esperto del database, piuttosto che esperto in sistemi informativi, piuttosto che consulente di soluzioni, eccetera, eccetera, che vanno a finire sopra. Per capirci, la parte sotto è relativa a studenti universitari di informatica, piuttosto che persone che studiano i sistemi informativi aziendali come gli ex ragionieri programmatori, per capirci, che adesso si chiamano marketing e finanza, articolazione dei sistemi informativi aziendali. Ma insomma è lunga. No? Quindi già alle superiori si parla di OCIP Core per parlare. I profili elettivi sono proprio partendo da questo, sono per i professionisti più su che vanno, diciamo, a essere o sistemisti o programmatori, quindi ecco. Questo vi lascio poi lucidi. Poi ci sono tutte le certificazioni legate alla multimedialità, con cui abbiamo accordi anche con l'Apple sul video editing, audio editing, eccetera. Le health l'ho già accennata, ma sicuramente ne parleranno dopo. Il CAD, 2D, 3D, ci sarà qualcuno che ne parlerà. Diciamo e basta. Io avrei finito il mio intervento, sono disponibile per qualsiasi domanda, curiosità, e vorrei lasciare anche la parola agli altri, perché mi sembra che sto più così a naso. No?